Salve, salve, buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Sono le ore 16:29, quasi 16:30, quindi 4 e mezza del pomeriggio di questo 8 maggio 2026. Come chi mi segue lo sa, sto facendo pochissime live perché sono, diciamo, impegnato in altre attività. Voi come lo sapete, io seguo parecchio la mia famiglia e diciamo c'ha la priorità, e quindi mi dedico un po' di più a far uscire quelli che sono i video, e che sono poi le uscite giornaliere del canale, piuttosto che queste live. Però poi si rende necessaria una live quando ho del nuovissimo materiale da mostrarvi, ok? Com'è in questo caso, com'è oggi, ok? Perché oggi ho del nuovissimo materiale che è arrivato nei giorni scorsi. Qui non mi funziona mai la chat. No, un attimo che proviamo un attimino, vediamo un po'. Forse rifacendo la connessione. No, perché qui questo forse è sbagliato. Ecco, forse facendo così, vediamo un po'. Sì, così funziona, ok. Allora, salve a tutti e benvenuti, così posso vedere anche la chat. Dobbiamo fare l'unboxing di questi due pacchi che sono qui, sono solo due pacchettini, quindi sarà una live anche molto veloce. Poi volevo fare un recap per vedere un po' quello che abbiamo acquistato, diciamo, negli ultimi 2 mesi per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda i vinili. Ok? Quindi si sono fatte intanto le 4:31, quindi io direi di iniziare subito ed andare ad aprire già il primo pacco. Come vedete, il primo pacco è di Amazon, viene un acquisto fatto su Amazon, ok? È stato consegnato, invece che nei soliti scatoloni, che tra l'altro ancora lì, che li devo dare poi sabato quando verranno a ritirare la carta, è stato dato in questo bustone. E allora io, senza indugiare oltre, andiamo a vedere cosa contiene. Allora, ok, devo dire che dentro al bustone, come Amazon ci ha abituato, eccoci qua, c'è il solito contenitore per vinili, eccolo qui, che contiene ovviamente un vinile. È un singolo vinile, dal peso è un singolo vinile. Io non ricordo neanche, cioè sì, penso di ricordare che cosa c'è qui dentro, sì sì. Allora, vediamo un po', noi facciamo sempre, Amazon ha l'apertura facilitata, quando funziona, diciamo, è un ottimo sistema per andare poi a sballare questo disco. Allora, andiamolo a scoprire insieme, andiamo a vedere. Io so benissimo cosa c'è qui dentro. Questo è una parte e di qua c'è il nome, vedete? Ed è ovviamente, guardate che bello che è questo disco. Eh, grande Marco Masini, lo seguo dagli anni 90, dai suoi primissimi lavori, dai suoi primissimi dischi, Disperato, un disco che si chiama proprio Marco Masini. Guardate che bello che è dietro questa. E poi andiamo a vedere, come mio solito vi cerco di mettere a fuoco, eccolo qua, i brani contenuti in questo vinile. Questo si chiama Perfetto Imperfetto, vedete? Eccolo qui, Marco Masini, l'ultimo disco Perfetto Imperfetto, grande Marco Masini, come vedete ha
Vediamo cosa dice qui. Il nuovo album di Marco Masini contiene il singolo con Fedez, Male necessario, di Sanremo 2026. Il nuovo vinile di Marco Masini. Ecco i crediti: Concerto Music, Momi Records, ovviamente BMG, ovviamente tutti i crediti, se riesco a farli mettere a fuoco, sono tutti 2026, datosi che questo è l'ultimo album appena uscito di Marco Masini. Vabbè, eccolo, vedete? Copyright 2026, Momi Records, quindi C e P, copyright e published 2026. Questo è il nuovo LP long plane, quindi il nuovo album di Marco Masini, perfetto imperfetto. Ok? Oh, e adesso c'è da dire qualcosa su questo pacco. Ok? Guardate che bello questo logo. Allora, questo logo, questo negozio. Allora, io di solito, come sapete, compro alla discoteca laziale, no? Sono solito comprare alla discoteca laziale, quando capita compro anche su Amazon e poi vabbè anche da altri negozi, come in questo caso ho voluto provare a fare un acquisto da questo negozio che l'ho trovato perché cercavo un disco in edizione speciale RSD Record Store Day 2026 e diciamo all'epoca non si trova da nessuna parte. Alla fine, poco prima dell'inizio del Record Store Day 2026 che c'è stato il mese scorso, alla fine del mese scorso, mi sono deciso e ho fatto l'acquisto da questo negozio. Ok, ho preso due vinili, tutte e due RSD 2026, tutte e due in edizione limitata. Ok, e devo dire che l'assistenza, loro sono stati molto gentili, ci siamo scambiati delle mail perché uno dei due dischi non era subito disponibile, è stato necessario attendere. Io ho detto loro che per me non era assolutamente un problema attendere, a me l'importante è che il prodotto poi arriva, ma che bisogna attendere qualche tempo in più non mi crea proprio nessun problema, nessunissimo problema. Quindi ho dovuto attendere parecchi giorni in più, ma non fa niente, per avere poi diciamo il contenuto di questa scatola. Ora io vi voglio far vedere bene il logo. Allora, questo è un negozio che nel nome non ha né la parola vinile, né vinyl, né 33 giri, né dischi, disco, niente. Questo nel nome si chiama dvdland.it, dvdland.it, ok? Guardate, eccolo qua, info@dvdland.it. Questo è un bel sito, è fatto bene questo sito, hanno diversi vinili, oltre ovviamente ai DVD, ai film, quindi Blu-ray, e ha un'ampia scelta, non solo, ma partecipa diciamo alla distribuzione di quelli che sono i vinili a tiratura limitata, tiratura numerata, che escono durante l'anno, soprattutto appunto quelli del Record Store Day, ok? Della giornata dedicata appunto al vinile. Io diciamo, uso sempre il fedelissimo coltellino rosso che mi accompagna da tantissimo tempo, da tanti anni, da quando iniziai a fare gli unboxing. Allora, leviamo prima le informazioni, poi tolte le informazioni vediamo, tanto questi sono tutti scatoli adattati, diciamo adatti proprio per la spedizione dei vinili, ok? Quindi diciamo che si aprono abbastanza facilmente. Ok, anche questo è ad apertura facilitata, basta rompere qui e poi qua. Ok, sì, era apertura facilitata, come vedete è bastato tagliare lateralmente qui e poi togliere un po' qua, vedete la scritta fragile, questo scotch l'ho tagliato qui, poi ho tirato via e diciamo senza creare danni al contenuto
si è potuto procedere all'apertura. Allora, tagliamo anche un pochettino così qua e di qua, in modo da accedere più facilmente al contenuto. Vedete, ed ecco il contenuto. Ecco il contenuto che adesso lo andiamo, vedete, è diciamo tutto avvolto nel pluriball. Vedete? Questi vinili sono avvolti completamente nel pluriball. Ok? Allora, di qua non ve lo faccio vedere perché si vede, vabbè, che voi da lì forse avete visto già, se avete un televisore in Full HD, forse già avete letto pure questa parte nera. Comunque io mi vado a vedete, questa è una busta che contiene tutti e due i vinili. Mettiamo a posto il coltellino rosso, così la prossima volta lo trovo lì. Allora, uno dei due vinili che ho preso e che sono in edizione limitata di soli 1000 pezzi, numero 755, quindi anche un buon numero. Guardate un po', io questo ho l'originale dell'epoca, questa è la ristampa, il grande Robert Miles con Children, vedete? Children, scusate i riflessi. Questo è il mix originale di Children, colore rosa, però guardate un po', limited edition, solo 1000 pezzi, e questo è il 755esimo. Ok? Guardate ovviamente la data, uscito nel 1996, per i 30 anni 2026, limited edition. Quindi Robert Miles, Children, il suo più grande successo in edizione limitata, numerata, come abbiamo visto è limitata e c'è scritto quanti pezzi sono solo 1000 pezzi, e questo è il numero 755. È un'edizione particolarissima perché, ripeto, è colorato fucsia. Ok? Se andate in giro già ci sono tutte le immagini di questo disco pubblicate anche dai colleghi collezionisti e dai DJ che hanno acquistato questo particolare vinile, questa versione di Children di Robert Miles. Ricordiamo trance progressive il genere, uscita nel 96, rimasta nelle prime posizioni per mesi perché ha, diciamo, dominato la scena trance progressive. Anche veniva trasmessa durante la DJ Parade di Albertino, anche perché essendo stata, diciamo, una pietra miliare della musica, soprattutto trance progressive, viene anche, diciamo, messa come musica commerciale, perché poi è diventata commerciale, ne hanno vendute talmente tante copie, l'hanno messa in tutte le compilation possibili ed immaginabili, perché è un brano bellissimo ed indimenticabile. Allora, e qui poi c'è il motivo principale, diciamo, del mio acquisto. Voi sapete che io sono affezionato agli 883, che ho acquistato quasi tutto quello che c'è da avere tra CD, vinili, eccetera. Sto aspettando, come sapete, la dura legge del gol in picture disc. Se qualcuno mi ascolta, vogliamo stampare la dura legge del gol in picture disc, vinile, picture disc? Forza che ce la facciamo. Cosa ho da dire su questo? Allora, io di questo ho sia i 3 dischi usciti nel 1994, che li ho consumati perché all'epoca io facevo il DJ, diciamo questi remix durante le serate andavano tantissimo, ed ho anche il CD, che forse lo riesco anche, se lo riesco a prendere facilmente lo prendo, ecco lo remix 883, no, qua che è remix 94, è questo? Oddio, non vedo qual è, eccolo qua, questo è il CD. Allora, quindi io vi dirò allora, io ho letto, questa è la versione CD originale dell'epoca, questo è il CD del 94 che uscì all'epoca, per chi lo voleva questo, diciamo, invece che in triplo vinile lo voleva su CD. Questo è il CD originale dell'epoca, quindi non è una ristampa,
assolutamente, questo è il CD originale del 1994. Allora, mi hanno detto che diciamo, essendo questa una versione in cui i vinili sono sempre colorati, ma non sono tutti un fondo, questi, diciamo, ogni vinile è bicolore. Sono solo due vinili e non tre, questo è due vinili e non tre. Tiratura limitata, qui c'è scritto, io ho la 1701esima copia, quindi ce ne sono parecchie in giro, però non c'è scritto quante sono. Quindi questa per me è una versione numerata, ma non limitata. Vedete? C'è scritto Record Store Day, gli anni d'oro, Max Forever, e ci sono, diciamo, c'è l'immagine di come sono i due vinili. Poi questi vinili così hanno la particolarità che sono tutti diversi, vedete? Sono due vinili bicolore, gli anni d'oro, edizione limitata, Max Forever. Allora, qui vi faccio vedere, ecco, mi devo mettere davanti perché così vedo se sta a fuoco. Ecco tutti i brani contenuti. Ok. Ok, quindi qui dentro i brani contenuti in questi due LP, pare che alcuni di questi, quindi devo andare poi a vedere bene, siano in versione radio e non extended, mentre sulle versioni a tre vinili, la versione del 1994, le versioni contenute erano tutte in extended version. Pare che molte di queste invece siano in radio edit. Allora, qui c'è Chiuditi nel cesso original mix, Non ci spezziamo usura remix, Weekend DJ Mico, quello di WhatsApp remix, Nella notte Molella remix con Confusion. Sapete che Molella se ne uscì con Confusion, poi vide che Nella notte degli 883 si prestava moltissimo a essere mashuppata con il suo stesso brano, quindi che fece? Fece un mashup completo tra Nella notte e Confusion. Quindi Nella notte Molella remix è mixato con, diciamo, il brano Confusion di Molella. Ok, poi al lato B c'è Sei un mito, Stefano Secchi remix. Stefano Secchi all'epoca andava per la maggiore. Poi c'è Come mai Bliss Team remix e Nord Sud Ovest Est Datura Sonora remix. Ok, i Datura ovviamente li conosciamo tutti, hanno fatto tantissimi brani, uno più bello dell'altro, per citarne uno, La settima allucinazione, The Seventh Hallucination. Ok? Poi Sid e C, quindi il primo lato del secondo vinile, hanno ucciso l'uomo ragno Fargetta remix. Poi c'è Si incazza Pierpa remix con Didde. Pierpa ovviamente lavorava proprio con gli 883, l'avete visto pure nello sceneggiato che hanno fatto in televisione. Adesso anzi dovrà uscire anche dopo Nord Sud Ovest Est, dopo Hanno ucciso l'uomo ragno, uscirà Nord Sud Ovest Est durante quest'anno, verso la fine di quest'anno, la seconda parte della storia degli 883. Non me la menare Shout remix e Rotta per casa di Dio Pierpa remix. Il secondo lato del secondo vinile, Chiuditi nel cesso remix, Come mai Barraca Destroy remix, esto es Barraca Destroy. Poi c'è Weekend DJ Mico remix 2 e poi c'è una bonus track con un Deca Fargetta remix. Se vogliamo si può andare poi a confrontare con, diciamo, questa, però secondo me qui anche sono di più. Comunque vedete, original mix si trova, vedete? Andiamo un po' più dietro. Questo è il CD, questo è il CD. Bisognerebbe andare a fare
DJ Mico Remix. Bisognerebbe andare a fare un raffronto tra questi due album, per andare proprio a vedere. Io purtroppo senza occhiali è impossibile che io riesca a leggere quello che c'è scritto nel CD qua. Riesco a leggere bene quello che sta sul vinile, ma sul CD assolutamente no. Comunque mi sembra però che siano più o meno gli stessi brani del CD. Oh, però certo, quando c'era questo bollino qua, vedete da che si vede che questa è la Fry Records, etichetta italiana, italianissima. Non riesce a metterla a fuoco? Vediamo un po'. Attiva la macro, cioè questa videocamera c'ha la macro. Sì, è molto piccolo quel bollino, eccola, Fry Records, distribuzione italiana, Fry Records. E qua invece non c'è più Fry Records, qui c'è invece questo bollino. Andiamo a leggere limited edition. Vabbè, me lo leggo dopo, perché io pure qui nel monitor non riuscivo a leggere, troppo piccolo, figuriamoci. Comunque Remix 94, ragazzi, bellissimi questi. Adesso io non li apro, tanto si trovano le foto, si trovano dappertutto, e come vedete qui vi faccio rivedere, eccoli i due vinili senza che li apro, eccoli qua. E questo fa sempre parte della collezione Max Forever gli anni d'oro, ok? Purtroppo non sono riuscito ad andare a prendere la versione originale a 3 vinili che ho giù alla sala hobby. Poi ci saranno momenti in cui vedremo. Io ho idea quest'estate, però ovviamente cercherò di realizzare questa cosa, però prendiamola con le molle, di farvi vedere tutto ciò che ho degli 883 e fare una live dedicata agli 883, tutto ciò che ho di Cristina D'Avena e vediamo un po' l'universo dedicato a Cristina D'Avena, tutto ciò che ho su Vasco Rossi, per esempio, tutto ciò che ho sui Queen, per esempio, per dirne altri, diciamo tutto ciò che ho sulle sigle TV diverse da Cristina D'Avena, quindi tutti i vari 45 giri CD dedicati ai Cavalieri del Re, ai Super Robots e a tutti gli altri che hanno confezionato sigle, anche magari facendone una, due o tre soltanto di sigle, però io anche in quel caso ho diversi CD, 45 giri ed anche compilation su vinile, ok? Quindi andremo a vedere anche, che ne so, sigle TV, poi possiamo vedere tante cose, ok? Ho delle idee per farvi vedere un po' nella storia poi come si è evoluto, per esempio ho anche delle cassette, non ho nominato, però pure sì, sia di Cristina D'Avena che di altri, ho anche tante audiocassette, vedremo magari anche quello. Quindi, e poi volevo appunto, rivediamo un po' quello che abbiamo aperto nelle ultime live. Guardate che bello questo, Escape di Michael Jackson, guardate che bello questo, il picture disc, vi faccio rivedere, bellissimo questo picture di Off the Wall di Michael Jackson, sempre. Poi Michael, la colonna sonora in vinile del film, che tra l'altro ancora devo andare a vedere, altro disco, questo mi pare che è del 2017, sì, di Marco Masini, questo è bellissimo, spostato di un secondo, per adesso li ho tenuti tutti qua. L'ultimo vinile di Riccardo Cocciante, questo anche molto bello, Ho 20 anni con te. E poi c'è ovviamente grandissimo Gigi D'Agostino, Lento Violento, la trasposizione su vinile del canale YouTube Lento Violento. Moltissimi di quei brani sono stati portati su vinile, ok? E poi non mi poteva mancare questa versione specialissima di Robert Miles The Ultimate Collection
come sapete a me piacciono tutti i brani di Robert Miles, abbiamo visto la versione 2000, RSD 2026 di Children, ma lui ha fatto anche Fable, Fantasia, ha fatto Landscape, ha fatto One in One, Red Zone, ne ha fatte tantissime, una più bella dell'altra. Space, Nation, sono bellissime, una più bella dell'altra. Poi vabbè, qui c'è il cofanone, siamo qui di Vasco, questo è il cofanone, guardate che anima di cofanetto, preso diciamo in offerta. E poi andiamo a vedere qui dentro che altro c'era, che abbiamo preso un sacco di roba, vedete, di Michael Jackson abbiamo fatto proprio, preso un sacco di roba che non c'avevo, per esempio questo è Once, sempre Michael Jackson, Once, bellissimo anche questo, Once. Poi c'è ovviamente Eternity di Savage, vedete? Savage Eternity, bellissimo anche questo. Poi ho preso, lo chiamavano Trinità, vedete? Lo chiamavano Trinità, bellissimo anche questo disco. Poi avevo preso Goldrake Generation, altre sigle TV che non sono cantate da Cristina D'Avena, Goldrake Generation volume 1. E poi avevo preso questo che è Vasco Live Roma, a me manca Vasco Milano, Vasco Live Milano, questo è Roma Circo Massimo, mi manca Milano San Siro, che sto aspettando, quando andrà un po' in offerta subito sarà mia cura andarlo a prendere. Comunque questo è Vasco Live Roma Circo Massimo. Ok? Va bene, abbiamo dato un po' un'occhiata a tutta questa marea di vinili che tra l'altro io devo ancora archiviare, quindi non sono ancora numerati. Vedrò appena possibile di dedicarmi all'archiviazione di questi vinili, perché è importantissimo numerarli e archiviarli pure per poterli ritrovare. Ok? Niente, questa live doveva essere molto veloce, infatti termina qui. Io vi invito come sempre, andate su discotecalaziale.com, ma andate a visitare anche questo bellissimo negozio di DVD, Blu-ray, vinili, perché vale veramente la pena. Ok, andate pure, questo è un negozio che sta a Roma, proprio come la discoteca Laziale anche sta a Roma, però ha un bellissimo sito e quindi potete comprare da tutta Italia, www.dvdland.it. Io adesso sarà mia cura poi mettergli un'ottima recensione, perché il servizio clienti, diciamo, sono stati molto rapidi nel rispondere sia alle mail e sia al telefono, quindi non ci sono stati proprio nessun tipo di problema. Ok? Allora, andate poi su ilmondodelvinile.it se volete acquistare qualcosa su Amazon, oppure andate proprio sul sito principale che è classe74.it. Ok? Poi io sono patito anche di tutto il resto che gira intorno ai vinili e alla musica in generale, quindi amplificatori, casse attive e passive, Bluetooth, microfoni, cuffie, giradischi, perché no, lettori CD, CDJ, mixer, c'è un po' tutto su RenyJ Store, no, RenyJ.it, RenyJ Store non esiste più, è RenyJ.it, RenyJ.it ci trovate tutto quello che riguarda la musica e mi pare che c'è anche lì il link per aprire il mondo del vinile.it. Poi se vi piacciono i Lego andate su legolando.it, se vi piace Star Wars c'è starwarsstore.it, comunque stanno tutti quanti su classe74.it. Quello che non c'era, mi pare, è magliettevintage.it, dove troverete tante magliette in vendita su Amazon vintage. Non so se magari pure questa, mi pare che l'ho comprata lì, questa con Technics, col bambino che mixa con i due SL 1210 della Technics. Ok? Grazie mille di essere stati qui con me questa mezz'oretta. Noi ci vediamo alla prossima live, che non so assolutamente quando sarà,
rimanete sintonizzati sul canale, mettete il like se vi piacciono questo tipo di contenuti. Vedete qui dietro c'ho sempre Michael Jackson, ancora sta lì, quello è Thriller, la prima stampa di Thriller lì dietro. Quindi mettete il like, condividete il video e iscrivetevi al canale qualora lo riteniate opportuno, ok? Grazie mille a tutti e niente, ci vediamo alla prossima live. Vi lascio con la sigletta finale. Come sempre, un saluto a tutti, un buon pomeriggio. Grazie, grazie a tutti, a presto.